Vediamo, magari anche qualcuno in fondo, come i ricercatori, se vengono qui avanti. Io vi do il benvenuto, sono Filippo Tognazzo, direttore artistico di Zelda Compagnia Teatrale. Oggi, come sapete, siamo qui per parlare di souvenir, o meglio di ricerca e artigianato. Però prima di iniziare, io vorrei invitare qui con me subito Fabrizio Doria, che è il direttore operativo di Vela SPA. Un applauso per Fabrizio. E a questo punto anche l'altro Fabrizio, Fabrizio Panozzo, professore, eccolo qui, vieni Fabrizio. Mi metto qui, farai 2 Fabrizio. Intanto, direttore Doria, grazie mille per ospitarci qui e le domando subito come sta andando questo salone di quest'anno. Ma allora, intanto avete portato il sole oggi, quindi oggi meglio, no? Vi do il benvenuto alla seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Io sono il direttore operativo di Vela, che è una società del comune di Venezia. Questa è un'iniziativa della città di Venezia. Così come abbiamo fatto per il Salone Nautico, abbiamo sempre, diciamo, su indirizzo dell'amministrazione, creduto di non fare solo un'attività commerciale di fiera, ma anche di aprirsi comunque al confronto e quindi di raccogliere tutte le proposte. Devo dire che quella che mi è arrivata tramite il professor Panozzo, che peraltro ci lega una amicizia e collaborazione pluriennale del progetto Souvenir, è molto originale perché è coerente con quello che succede qui nel Salone dell'Alto Artigianato, dove sono presenti gli artigiani e molto spesso sono presenti più generazioni di artigiani nello stesso stand e hanno il tema del trasmettere la loro attività, il loro know-how a delle persone, voi lo trattate in un'altra maniera, innanzitutto con più linguaggi, e questo è tipico di Zella Teatro, peraltro, che conosco per altri versi. E quindi un ringraziamento a voi per aver pensato di coniugare souvenir da noi. È bellissima la mostra fotografica che poi scoprirete in Tesa 105. Quindi benvenuti e preparatevi anche alla terza edizione, magari su nuovi progetti. Grazie. Grazie a lei, grazie mille. Fabrizio? Allora, grazie mille. Allora, Fabrizio, intanto ci sediamo, cosa dici? Dai. Allora, perché non ti metti così lontano da me? Mettiti vicino. Allora, oggi in realtà parliamo di souvenir, parliamo di artigianato, ma presentiamo anche uno degli ultimi, il penultimo credo, evento di Kill the Moonlight. Questo titolo di questo progetto futurista, intanto, ce lo racconti un po'? Perché hai scelto questo titolo e cos'era questo progetto? Cos'è stato cioè, souvenir che ce lo stiamo per Ce lo stiamo. ricordare, adesso lo finiamo, poi ce lo ricorderemo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Comincio anch'io, ringrazio davvero il comune, Fabrizio Doria, Vela, lo staff di collaborazione, di comunicazione in particolare e la logistica perché non capita frequentemente di avere una relazione così fluida di fronte ad un'idea che viene presentata anche in tempi abbastanza stretti e viene immediatamente colta e c'è un'apertura direi straordinaria a farla assieme perché ci si riconosce nel senso di quello che si sta facendo collettivamente. E quindi grazie al Comune e a Vela e grazie alla Regione Veneto che non solo in questa occasione, ma direi da un bel po' di tempo ci dà la possibilità di fare queste sperimentazioni. Ecco, forse sperimentazione, prototipo, esempio, live demo, sono un po' le parole che ritornano per spiegare questo episodio, ma anche per spiegare il progetto dentro al quale quello che vedremo oggi è inserito, che a sua volta è inserito dentro ad un lavoro pluriennale del nostro centro AICU che da dentro a Ca' Foscari mette in moto queste tre parole che lo contraddistinguono, l'arte, l'impresa e la cultura, e cerca sempre di rimescolarle in qualche modo, di tenerle tutte e tre assieme, ma di trovare sempre combinazioni diverse. Noi lavoriamo da dentro il Dipartimento di Management, dalla scuola di management, dalla Venice School of Management, come ci chiamiamo ora, e quindi siamo profondamente legati alla realtà produttiva e alla dimensione produttiva e aziendale del nostro territorio. Quindi anche quando guardiamo
al lavoro culturale, alle produzioni culturali, alle produzioni artigianali, per noi sono sempre prima di tutto delle organizzazioni produttive. Però questo essere delle organizzazioni produttive cerchiamo sempre di guardarlo con la consapevolezza della distintività, della specificità di questo tipo di lavoro in questo tipo di contesti. Quindi sì, il teatro, il museo, le arti visive, l'artigianato sono delle produzioni, ma sono anche altro, molto di più di produzioni. Questo molto di più abbiamo cercato di farlo vedere anche questa volta. Dicevamo che questo è un progetto che è finanziato dalla Regione Veneto con il decreto della Giunta regionale Cultura in Rete. Ti faccio una domanda: quanto è difficile, e se vuoi anche come si fa, a tenere insieme protagonisti, entità così diverse, con esigenze anche diverse e spesso con processi e procedimenti di lavoro totalmente diversi? È difficile. Facevo prima e sottolineavo all'inizio la fluidità di questa relazione in questo momento. Ci tengo a sottolinearla perché è purtroppo originale, nel senso che la parola c'è una parola che da noi va molto di moda, ma in generale, interdisciplinarietà o contaminazione, co-creazione, co-design e tutti i co possibili e immaginabili e rete sommamente, che sono tutte parole vagamente apotropaiche, credo che servono a esorcizzare una cosa che non riusciamo a fare. Continuiamo a nominare parole di connessione perché quella roba lì in pratica ci viene difficile ed è difficile. È costantemente richiesta perché ci rendiamo conto che di fronte a fenomeni complessi oppure di fronte alla volontà di esplorare delle cose che richiedono più punti di vista, abbiamo bisogno di mettere assieme istituzioni, persone, linguaggi. È complesso farlo, è complesso però dà soddisfazione, altrimenti non saremo qua a continuare a provarci. È stancante, bisogna spiegare molte cose che uno penserebbe di non dover spiegare, però è qualcosa che anche nel processo, anche nel farsi, a noi che lo facciamo, ci dà, è comunque un momento di scoperta, no? Anche la difficoltà, anche la necessità di spiegare quella volta in più quello che fai, la ragione in più perché lo stai facendo, è comunque sempre un elemento di apprendimento. Ma ti faccio una domanda, visto che oggi parliamo anche di progetti europei che sono connessi a questo lavoro sull'artigianato. Secondo te, sulla base della tua esperienza, è un problema nostro di territorio veneto, di cultura, o è in generale un problema? Quale? Questo della difficoltà di fare rete. No, 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 noi siamo campioni in questo. Ah sì? Sì, sì, no, sì, in Veneto ci divertiamo a crearci problemi nel farlo. Ah, pensavo Siamo campioni nel fare rete. No, 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 campioni nel dire di fare rete, Ah, è un ok. campionato a parte. Ci sono gli uomini del fare e gli uomini del dire e del fare, Ok, e le donne uguale, le donne del fare e le donne del dire e del fare. Da noi ci sono molti uomini e donne del dire e del fare, cioè quelli che dicono che bisognerebbe fare, e poi ci sono quelli che fanno. In questo dire del fare c'è tantissimo dire di fare rete, che si ferma lì, nel sai che mi dire sto di fare. perdendo io fra dire e No, 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 ve la sottolineo. Allora, sentiamo spesso parlare degli uomini e delle donne del fare. Perfetto, La maggior parte di questi sono uomini e donne del dire e del fare, d'accordo. cioè sono quelli che dicono che bisognerebbe fare. Più uno dice di fare, meno fa. Vale con tante altre attività nella vita, non cito quali, ma più ne parli, meno ne fai. Notoriamente i discorsi da spogliatoio lo sappiamo. Perfetto. E sentimi, ritornando un attimo al progetto più ampio, Mm. diciamo, questo KTM, e E su cui non ti ho risposto ancora. non mi hai ancora risposto, infatti per quello vedi che io ti faccio ritornare, però è il Eh. mio ruolo. Cosa hai visto, cosa avete visto, di fatto perché l'equipe era molto complessa, anzi facciamo un applauso a tutta l'equipe perché E poi la facciamo, la poi nominiamo anche le. Allora, chi ha reso possibile da dentro AICU Fondazione Ca' Foscari è prima di tutto Chiara Causin, che ha seguito tutto il progetto dal punto di vista amministrativo, gestionale, e non ha ancora finito di seguirlo perché il bello deve ancora venire. Poi Stefano Russo e Jacopo Ferma, i due ricercatori che hanno operativamente tenuto le fila di quello che adesso vi sto per raccontare, quindi di questa rete che abbiamo cercato di fare, e assieme a loro il gruppo più allargato che vedrete oggi di ricercatrici che lavorano in particolare sulle tematiche che stanno attorno al tema di oggi, che è quello dell'artigianato.
Allora guarda, in 3 minuti ti chiedo qualcosa di KTM. Cosa hai visto, cosa avete visto in quest'anno, cosa avete raccolto? KTM non è la motoretta che quelli della mia generazione conoscevano, non è quella. KTM è un acronimo che fa uguale, ma nasce da resa in inglese di un'affermazione che fa Filippo Tommaso Marinetti più di un secolo fa ai veneziani, quindi si rivolge ai veneziani e gli dice uccidete questo stramaledetto chiaro di luna che caratterizza la vostra città. Marinetti associa il chiaro di luna, il romanticismo, la mollezza, una certa forma di decadenza, una certa forma di perversione a questa città e ha ragione allora, ha tanto più ragione adesso. Uno dei meccanismi attrattivi fortissimi di questo luogo è che noi lo chiamiamo arte e cultura, in realtà non è arte e cultura come Vienna, voglio dire, non è arte e cultura come Berlino, è un'arte e cultura caricata anche di questi significati di romanticismo, appunto, di bellezza un po' cheap. Quella idea, diceva Marinetti, dovreste abbandonarla perché c'è la modernità di fronte a noi. Marinetti era uno che guardava al futuro, come sappiamo. La modernità di fronte a noi vi impone di abbandonare questi immaginari e di pensarne di nuovi. Lui li dava anche gli immaginari. 10 righe dopo dice esattamente cosa deve succedere. Non ci piacerebbe tantissimo, anche se ogni tanto qualcuno ci ritorna in maniera diversa. I suoi immaginari erano asfaltiamo tutto, togliamo questi canali che non vanno bene, che non sono neanche puliti, spostiamo la gente da qualche altra parte e rendiamo questa una città attraversabile dai flussi, no? Normali, moderni. Un po' di queste cose sono state fatte, l'asfalto sui canali no, ma il trasferimento delle persone che non vogliamo vedere ai piani terra perché sono brutte da vedere e allora le portiamo a Marghera, quello sì che l'abbiamo fatto. Quindi un pezzetto del Kill the Moonlight l'abbiamo fatto di Marinetti. Quello che noi abbiamo preso è stato questo invito a pensare forme nuove di raccontare Venezia artisticamente e abbiamo messo assieme una domanda di rete, cioè abbiamo lanciato una sfida a quello che noi chiamiamo partenariato, no? È un gruppo di persone che ci seguono nei progetti che lanciamo. Questo partenariato è stato fatto di organizzazioni che producono professionalmente cultura in questo territorio, Zelda è una, e non ve le nomino tutte perché altrimenti me le dimentico, ma le trovate citate nella descrizione di Haiku. Diciamo che abbiamo raccolto la maggior parte delle compagnie teatrali che operano nella città di Venezia e nel territorio metropolitano di Venezia professionalmente e un numero significativo di organizzazioni di produzione cinematografica. Allora abbiamo lanciato la sfida, due sfide. Lavorate assieme, provate a lavorare assieme, non era successo, in rarissimi casi era già successo, quindi la prima sfida è stata trovare una modalità per congiungere linguaggi artistici, tipicamente appunto il linguaggio, alcuni linguaggi visivi e i linguaggi performativi. La seconda modalità, provate a centrare questa collaborazione su un nuovo modo di raccontare Venezia. Vi chiediamo, e qui vengo a quello che dicevo prima, un prototipo, un esempio, un segno di come potrebbe essere un altro racconto. Il che vuol dire andare a raccontare qualcosa che tipicamente non raccontiamo, una dimensione del qualcosa che tipicamente non raccontiamo, un angolo che non vediamo, un pezzo della città metropolitana che non conosciamo, anche usando l'ironia, la critica e i modi poi li abbiamo lasciati a chi si è incontrato e ha cominciato a lavorare assieme. Allora, guarda, io se tu sei d'accordo, volevo introdurre un po' questa cosa di souvenir, così che è nata da una proposta che ci hai fatto tu, di fatto. L'idea era di andare a chiedere agli artigiani, degli artigiani in particolare in pensione. Di solito quando si parla di tradizione, ci dicevi, sono le nuove generazioni che la recuperano, quasi fosse un Eldorado con qualcosa anche di nostalgico. L'idea è stata invece andare a parlare con questi artigiani e chiedere loro com'è stato il vostro lavoro, come si è evoluto, come vi siete adattati alle esigenze e da lì andare a realizzare dei ritratti che poi Andrea Signori ci racconterà e abbiamo scritto anche dei piccoli monologhi, dei racconti condensati dalle interviste. Allora, se tu sei d'accordo, prima di passare al prossimo panel, vorrei ascoltare uno di questi monologhini che è stato fatto Sì, da... però prima dico una cosa su come ci siamo arrivati, che c'è un altro aspetto importante. Eh no, dai. Scusa. Come ci siamo arrivati è significativo perché abbiamo combinato
il modo di lavorare nostro, di ricercatrici e ricercatori universitari, con il modo di lavorare di Filippo e con il modo di lavorare della Andrea Andrea Signori. Signori. Quindi noi siamo partiti assieme, noi in genere quando facciamo ricerca facciamo domande con l'obiettivo nostro è quello di scrivere delle cose, poi mandarle a qualcuno che dopo che ce le ha lette e rimandate indietro le pubblica, si chiama articolo pubblicato su rivista. Questa roba tipicamente la leggiamo solo noi. Noi abbiamo cercato di mescolare questo modo nostro di lavorare con un altro modo che parte sempre però dall'ascolto. Anche Filippo, ma come Filippo, tante altre persone che fanno teatro ascoltano, stanno lungamente con altre persone a sentire le loro storie per motivi diversi. Noi abbiamo fuse queste due cose, quindi c'erano delle domande nostre che però abbiamo consegnato a Filippo, no? E Filippo le ha fatte come le fa lui e poi questo lavoro è andato avanti, la scrittura ha preso una direzione completamente diversa da quella che avrebbe preso se l'avessimo scritti per un motivo universitario e lì si è aggiunta anche poi la narrazione, la recitazione, però mi piace sottolineare questo momento originario di congiunzione. Noi abbiamo condiviso una domanda di ricerca e te l'abbiamo data e quello che vediamo è il risultato di questo. Va bene, noi ci rivediamo tra un'oretta con te per tirare un po' le fila di quello che emerge. Allora, ringrazio Fabrizio, Grazie Filippo. lasciamo il palco a Marica. Lo vuoi? Un fiore di perline? Dai, su, prendilo. Non serve a niente. È bello. Io la mia vita l'ho passata così, a infilare i giorni, uno dopo l'altro, come le perline di vetro. E meno male che l'ho fatto in questo modo, se no, chissà come sarebbe andata. Se ripercorro il filo della mia vita, rivedo tante cose. Rivedo la bambina, io, il lavoro nei campi, a infilare perline, nei campi di Castello, scolar di tutto. All'inizio le perline si facevano con le gocce di vetro fatte cadere una ad una. E poi, con l'arrivo delle conterie, si facevano le prime perline industriali. Rivedo certi carnevali magnifici, pieni di veneziani che cantavano, carnevali di popolo, di piazza, dove ci sentivamo liberi. Rivedo nascere tante botteghe, tanti negozi ovunque. Rivedo le mode cambiare, le collane passare da oggetto di moda ad accessorio. Però rivedo anche tante difficoltà. Ti dico la verità. Io ho cominciato a fare l'artigiana per necessità. Avevamo bisogno di soldi. E per le donne all'epoca le opportunità non erano molte, ma fare l'imbiraressa era una di queste. A infilare perline ci vuole pazienza, come per vivere. All'inizio fare l'impiraressa non mi piaceva molto, ma poi è diventato qualcosa di più. Ma mica solo per me, anche per altre donne. Sì. E così, perlina dopo perlina, giorno dopo giorno, ho accompagnato i miei figli a crescere, i miei anziani a morire. Dalle perline io ho imparato la disciplina e la resistenza. Però ti dico la verità, adesso che le mie mani sono malate e ogni tanto si bloccano, io mi sento come sospesa in una specie di cisti del tempo, come in una specie di stasi,
come una perlina lasciata sul tavolo, lì, né opera né rifiuto. Poi però, per fortuna, penso alle cose belle che fa, alle persone che ho amato. Come questo fiore. Lo vuoi? Sì, prendilo. Non serve a niente. Marica, con l'occasione ringrazio anche Daniela Longhin. Grazie mille. Anche troppo. Hai capito, Marica? Troppo? Mi raccomando, un po' meno il prossimo. No, grazie di cuore a Daniela, poi vi presenteremo anche tutti gli altri artigiani che abbiamo intervistato. L'idea è stata poi di ricondensare in questi piccoli monologhi che accompagnano la mostra di Andrea Signori, ma di questo poi ne parliamo. Invece invito qui quelli che sono stati i nostri accompagnatori in questa intervista, ovvero il dottor Manfredi De Bernard, ricercatore di Festus Project School of Management. Benvenuto. La dottoressa Camilla Ferri, ricercatrice INEST, Venice School of Management. Prego. Basta. No, e Margherita Luca, ricercatrice INEST, sempre di Venice. Eccovi qua. Sedete. Fabrizio si è buttato via il microfono. Uno è lì, ma ce n'era un altro, mi pare. Ne abbiamo tre. Giusto, vabbè, basta. Allora, intanto, benvenuti. Adesso vi chiamerò per nome come sempre. Manfredi, Camilla e Margherita. Ci raccontate in breve di cosa vi occupate, qual era il focus della vostra ricerca, perché siete qui oggi a raccontare il vostro lavoro. Un fiorino. Vai, parte. Margherita, perfetto. Piacere, sono Margherita e la mia ricerca si svolge all'interno di INES, che è questo grande progetto finanziato dai fondi del PNRR, e mi viene un po' difficile dire di cosa mi occupo perché mi occupo di molte cose, ma quella su cui mi sto concentrando di più ultimamente sono gli stereotipi e in particolare come gli stereotipi dialoghino con le città, con le città turistiche, con Venezia in particolare, e, e indago appunto il potere delle immagini e delle industrie culturali creative, quindi dell'arte e della cultura in generale, di dare forma alle città e in questo modo cambiare la nostra percezione di queste e cambiare forse il nostro comportamento riguardo ad esse. Quindi tu di stereotipi, diciamo, Sì, in generale, infatti, come beh, era Ste- facile. Manfredi? Buongiorno a tutti, sì, io sono Manfredi, il nome è corretto. E io lavoro su un progetto, lavoro con Fabrizio ormai da un anno, su un altro progetto piuttosto grande e internazionale che si chiama Festus, che è sull'artigianato. Nello specifico io mi sto occupando di due cose, una insieme a Camilla Ferri, c'è una comunione di interessi nel raccogliere le esperienze di chi fa l'artigiano chi l'ha fatto, cercando di capire come hanno campato e come campano, come sono arrivati, che prospettive hanno per il futuro personale del proprio lavoro, dell'artigianato in generale, il rapporto con la città, con le città, perché i casi studio che noi guardiamo all'interno del progetto sono sia Venezia, Bassano del Grappa, Bornholm, che è un'isoletta in Danimarca, e Dalslangged, che è nella Svezia rurale. Io e Camilla ci siamo concentrati su Venezia e Bassano del Grappa 9 più Camilla di me. E in più io mi occupo di una cosa che io trovo molto interessante, non so se tutti la trovano interessante, che è quella delle politiche culturali, in particolare quelle legate all'artigianato. E invece tu, Camilla? Ehm, Buongiorno e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Di cosa mi occupo io? Un po' la frasi fra Manfredi e Margherita. Io studio come le organizzazioni in senso lato, quindi non solo le imprese, ma anche le città, i territori, utilizzano il passato per muoversi verso il futuro, in un concetto che ad ampio spettro potremmo chiamare quello della temporalità. L'ho studiato per le imprese storiche, ora lo sto studiando nell'artigianato.
e un po' facendo da contraltare allo studio di Margherita sugli stereotipi, sto guardando in modo particolare quello che sta dietro lo stereotipo. Oggi che parliamo di teatro, se vediamo lo stereotipo come quello che sta sul palcoscenico, io mi occupo del retroscena, quindi di quel concetto un po' strano, un po' sfuggente che è quello dell'autenticità. Allora vi chiedo, visto che abbiamo fatto questo lavoro assieme tra ricerca artistica e ricerca, diciamo, universitaria, com'è stata l'esperienza e se per voi c'è stato in qualche modo uno scambio? Nel senso che quando siamo andati a fare anche le interviste, voi chiaramente siete metodologici, mi avevate mandato anche le vostre interviste, tutte ben trascritte, eccetera. Noi invece ascoltiamo, facciamo, poi riscriviamo, se c'è da modificare, modifichiamo. Com'è stata questa esperienza per voi e se ha aggiunto qualcosa al vostro modo di sentire, di percepire e di studiare? Allora, se posso iniziare io, per me, a livello personale, è stato un po' come tornare a casa, nel senso che io sono una ricercatrice, ma mi devo dare della disciplina per esserlo, perché parto come attrice. Quindi è stato molto bello per me poter applicare il mio lavoro di ricercatrice a quella che era e è una mia passione e ha dato senso ulteriore alla mia ricerca perché mi ha dato un linguaggio in più che in qualche modo possedevo, però finalizzato alla mia ricerca e per me questo è stato molto interessante e arricchente soprattutto, cioè anche a me ha commosso moltissimo il monologo, mi ha commosso sia come persona, ma questa commozione che mi ha provocato a livello personale ha un effetto a livello professionale sulla mia ricerca e su quello che indago col mio lavoro. Per te invece? Beh, allora per me è stato sicuramente molto divertente. Mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto interessante, bello non fare queste cose da solo. Con voi due in particolare è stato particolarmente divertente e interessante. Ehm, ma ti posso dire due cose. Una che anche da ricercatore me la sono goduta di più, nel senso che fare raccolta dati, interviste è sicuramente, almeno per me, una delle cose più divertenti di questo lavoro, ma questo metodo, non sei No, ma d'accordo? io sono contento che qualcuno lo faccia, perché c'è qualcuno che lo fa per me, io sono No, contento. certo, certo. Però, come dire, nel retro del cranio c'è sempre la preoccupazione di ho fatto tutte le domande che ho fatto, poi quando tornerò a casa e le trascriverò, sarò sicuro di aver fatto le domande giuste, mi sarò perso qualcosa, devo rompere le scatole e tornarci. Ho fatto domande, ho fatto delle leading question, cioè ho fatto delle domande in cui ho suggerito la risposta, quindi inquina il risultato. Quando c'è qualcuno che invece riesce ad avere una conversazione più naturale, che io normalmente riesco ad avere, giuro. Però in queste situazioni posso fare un po' fatica. E poi devo dire che io non ho fatto delle interviste a caso con te, nel senso che siamo andati da Renzo, che è un tuo amico, che è una persona, che è l'uomo qui dietro, che è un tuo amico che che lavora nel teatro, quindi c'era già un porta già aperta, anche Renzo era molto più tranquillo nel raccontare le sue cose, perché, non solo perché ti conosceva, ma perché siete anche colleghi. E quindi questo sicuramente ha dato una prospettiva, oddio, non penso che Renzo abbia, come dire, delle rigidità di qualche tipo con nessuno, ecco. Però con te forse ancora meno. Per te invece, Camilla? A me è piaciuto molto, perché, allora, da ricercatori, siamo comunque ricercatori qualitativi, quindi, guardiamo, con particolare attenzione alle parole, che ci dicono, le persone, quindi non guardiamo tanto ai numeri, almeno nel mio caso. Però fare la conversazione, con te, perché comunque l'intervista, io lo dico sempre alle mie intervistate e ai miei intervistati, non è l'intervista giornalistica, non è, nemmeno, dall'investigatore, è una chiacchierata che facciamo insieme e quindi lascia qualcosa sia a me che all'intervistato, all'intervistata. E lavorare insieme a te ha arricchito ancora di più questa esperienza, quindi ti ringrazio. No, per me è stato interessante, nel senso che ho dovuto dare uno schema sulle cose e mi ha fatto un po' impressione questa idea che ci sono delle domande giuste.
Per me è sempre, sai, la domanda giusta dipende molto sempre dalla persona, no? Poi magari giusta per la ricerca, però molte cose le scopri. Parli con Daniela, devi adattarti a Daniela. E farlo con Luciano, che è un altro amico, devo adattarmi. Quindi non lo so io finché non vedo la persona. Quindi Questo vale anche per noi. questo vale anche per... Sì. Però no, no, sì. Invece una domanda, ti occupi anche di un'altra cosa molto appassionante che sono i codici Ateco. Allora, quando, perché questa è una cosa che mi ha buttato via nelle interviste, perché alcuni degli artigiani ci parlavano del fare arte o fare artigianato. Per ciascuno, qualcuno diceva l'artista è un artigiano illuminato, qualcun altro diceva no, è proprio un altro lavoro, qualcuno ha detto mio fratello è un artista, io sono un bravo artigiano. La cosa che mi ha colpito però di questa cosa dei codici Ateco è che in realtà quando parliamo di artigianato, tu hai parlato di artigianato d'arte, quindi è già un'altra cosa, però quando io parlo di artigianato come fenomeno, trovo dentro l'idraulico, beh, perché tecnicamente l'idraulico è il falegname, il muratore e Renzo che fa maschere in cuoio. D'accordo? Come fanno a stare insieme? Male, Oh, nel senso che cioè ad oggi non è solo un problema italiano, perché il codice Ateco deriva da un equivalente europeo e l'America ha il suo, ma tutto sommato sono fatti nello stesso modo. Ad oggi non c'è un singolo stato nel mondo che sa quanti artigiani artistici ci sono nel proprio stato. Questo poi ha tutto degli effetti a cascata molto negativi su come dire, le implicazioni sono imprevedibili e confuse perché, come ti dicevo, la volta in cui la Regione Veneto dà dei fondi per tutelare l'artigianato artistico, quindi avente in mente Renzo, poi i soldi sono arrivati a panetterie, a idraulici, perché la definizione italiana di artigiano è di fatto quello della piccola impresa, della piccolissima impresa individuale. Perché c'è di base c'è anche una questione teorica, se vuoi, molto difficile, nel senso che tra i vari tentativi che sono stati fatti, che possiamo fare anche tutti, cioè anche ben fuori dall'università, di definire un artista, c'è il tempo che dedica alla sua arte, la qualità del suo lavoro, se ha avuto una formazione professionale o meno, se è registrato come tale, cosa dice se stesso, cioè l'autoconsiderazione. A me ha fatto impressione che Renzo, di nuovo, non si definisce un artista, però poi in tutta la sua vita ha contraddetto almeno l'immagine che io ho dell'artigiano in testa. Questa roba si ritrova nella difficoltà poi di, diciamo, tracciarli, che non è solamente, non so come dire, una velleità matematica di sapere quanti ce ne e anche per sono. attivare delle politiche poi che aiutino, che siano Sì, efficaci. sì, esatto, esatto. Senti, a te invece faccio un'altra domanda, Margherita. Perché prima hai parlato di stereotipi. E una cosa che ci dicevamo prima è che in questi stereotipi, soprattutto nelle donne che ci hanno raccontato, sono usciti in fondo delle cose che ci avvicinano a un'idea quasi stereotipata, sono dei lavori da donna, mi dicevi tu, però poi nel modo in cui lo hanno raccontato, in qualche modo lo stereotipo è cambiato o forse si è allontanato, forse si è confermato. Cosa, da ricercatrice. Allora, sì, perché do un po' di contesto. In alcune interviste, nelle interviste femminili, è venuto fuori che il lavoro dell'impiraressa e della merlettaia erano e sono lavori svolti principalmente da donne, che secondo me come frase, detta oggi, può, sollevare dei fastidi, perché non esistono i lavori da donne e i lavori da uomini, ma quello che ho trovato interessante è che nelle parole delle persone, delle donne che hanno riferito questa cosa, io non ho visto lo stereotipo perché ehm, il loro lavoro in quel momento era legato a una necessità e la necessità era sia da una parte una necessità economica, era una delle poche cose che le donne potevano fare. Perché? Perché dovevano stare a casa con la famiglia, ma all'epoca era una necessità, quindi era una condizione con una sua profondità che per me, per la mia ricerca che mi ha portato a pensare che lo stereotipo c'è quando non c'è profondità, quindi mi sono confusa con i verbi, ma per dire che per me in questo caso non era uno stereotipo. Ok, quindi hai scoperto qualcosa di nuovo. Sì. Sei un po' confusa, eh? Sì, no, ho scoperto qualcosa di nuovo e ho trovato nelle parole, per esempio, di Daniela, che ha fatto l'impiraressa perché era una necessità, secondo le sue parole, una forte
forza femminile. Quindi mi è piaciuto molto perché ci ho visto della profondità. Devo dirti, poi ne voglio parlare anche con CNA e con FAPI, che saranno qui presenti, su questa idea della necessità. Tutti gli artigiani ci hanno detto: sono partito da una necessità proprio base, dovevo mangiare, dovevo lavorare e mi sono inventato. Poi è diventata sempre una passione, c'è stata un'adesione completa al lavoro, ma comunque di base c'è stata la necessità. Io vi dico la verità, mi sono domandato se a volte ci manchi un po' la necessità oggi sulle cose, ma me la son fatta anch'io come domanda da artista. Ci manca a volte forse quel motore che obbligandoti a metterti in campo ti dà un po' quella fame, però è una cosa che mi è emersa ascoltandovi, devo dire. L'altra cosa che ho trovato molto interessante è il grande livello di consapevolezza, soprattutto delle donne. Come dici tu, sono uscite da quest'idea un po' stereotipata, sono lavori da donna. Sì, che poi era un modo per emanciparsi alla No, fine. certo, non No, t'arrabbiare. no, scusa, è un tema anche Che mi è senti tu? caldo, sì, sì. Senti, invece, per te, Camilla, ti chiedo, tu ti sei occupata anche dei marchi storici e non della regione Veneto, se non ricordo male di Genova, giusto? Che idea ti sei fatta di queste storicità dei marchi, di che valore possono avere anche questi artigianati che ormai hanno una storicità molto sviluppata? Hanno davvero un grande valore? Viene valorizzato questo valore? Può essere valorizzato di più? Che idea ti sei fatta da ricercatrice? Sì, grazie per la domanda. È da un po'. Sì, Quindi- sì, era era concordata, ma neanche troppo. In realtà, quello che io rivedo, nella ricerca che ho fatto per il mio dottorato qualche anno fa, sul marchio di, negozio storico e anche in realtà, nella ricerca che sto facendo adesso, può essere il maestro artigiano di cui poi ci parleranno, successivamente o altri marchi che vanno e vogliono andare a tutelare e salvaguardare, queste speciali produzioni, ehm, economiche e culturali, quello che noto è che, alle volte rimane un marchio solo formale e non riusciamo a trovare il il corrispettivo sostanziale. Tantissime altre volte invece proprio la riconoscibilità del marchio si vede in quanto quel mestiere, quella professione, quella pratica sia viva e con viva intendo che viene appunto, praticata nel giorno per giorno in un modo che non deve essere necessariamente cristallizzato, sempre quello dal 1930, in un modo che anche se cambia, comunque viene praticato e, viene adattato al progresso dei tempi o comunque al presente e alle nuove generazioni quando queste subentrano. Quindi la pratica nel giorno per giorno, l'esperienza che quindi un, cliente, un visitatore, un turista ne fa di fatto di questa pratica, giornaliera rende il marchio più vivo e quindi anche più, ehm, tra virgolette "semplice", anche se purtroppo sappiamo che non è semplice, da salvaguardare e da valorizzare e da portare verso il futuro. Allora, prima di salutarci, vi faccio una domanda che non era concordata, e quindi è pericolosa. Da ricercatori universitari, voi svolgete questa ricerca, è un patrimonio di ore, di relazioni che è stato sviluppato. Come ritenete possa essere in qualche modo un utilizzo, un impiego? Quale può essere l'utilità a livello sociale, politico del lavoro che state svolgendo? Al di là del valore insito nel fatto che comunque avete documentato, avete raccolto. C'è un'utilità, può ritornare per le istituzioni politiche, per altri, per la cittadinanza, per gli artigiani stessi? Ehm, sì, nel senso questo è anche uno scambio che forse abbiamo avuto il giorno delle interviste, cioè io sento l'esigenza di dare un significato alle cose che faccio sempre, e nel cercarlo, poi non lo trovo sempre. Ehm, e io uno dei motivi per cui a me piace, ehm lavorare con gli artigiani, le artigiane, con lavoratori creativi e culturali. Io ho fatto un dottorato a Londra e ho conseguito le persone che lavoravano nel teatro, quindi attori, attrici, registi, tutto lo spettro professionale. È proprio, non so come dire,
lo faccio nella speranza di dare effettivamente un contributo e migliorare anche marginalmente con le mie limitate capacità, la loro condizione lavorativa. Per me molto è quello il focus, la cosa che a me interessa. E può passare da dare delle informazioni più chiare a chi fa politiche culturali, a chi fa politica, a, eh, ai sindacati, alle attività, alle associazioni di categoria, eccetera, eccetera. Perché nell'ambito nostro delle industrie creative e culturali in senso lato, includendo chiunque, la politica e l'amministrazione si muovono nella più totale confusione, la maggior parte dei casi. Quindi avere degli strumenti avanzati di analisi, anche approfonditi, che ti permettono di orientarti in maniera un po' Neanche avanzati. neanche avanzati. Gli strumenti. Qualche strumento. No, beh, sì. Le mie pretese sono ancora più moderate di quelle di Manfredi. A me Non aver siete ambiziosi voi. Siamo realistici. Sì. A me fare un lavoro di questo tipo ha, cambiato come, persona, quindi secondo me di conseguenza anche come professionista. E quindi nel lavoro che farò da ora in avanti, io avrò anch'io degli strumenti in più, ti direi magari a livello emotivo, perché è venuto fuori anche dalle interviste degli artigiani che, a parte saper usare le mani nel loro caso, era importante anche saper leggere le persone, saper parlare con le persone. E per me è lo stesso. Averti seguito in queste interviste, averne letto i risultati, a me ha cambiato come persona e quindi come ricercatrice per quanto mi riguarda. Ti è cambiato in meglio o in peggio? Che scherzo. Nel mio caso, sì, mi collego anche a quello che ha detto Manfredi, ehm, e anche a quello che ho detto prima rispetto alle conversazioni che abbiamo con queste persone che intervistiamo. Ehm Spesso alcune persone mi dicono: "Grazie perché, questa conversazione mi ha fatto capire qualcosa". Quindi quello che possiamo dare, almeno un pochettino, è questa visione un po' dall'alto, un po' dal basso, di spiegazione di un fenomeno da un po' di punti di vista, che non abbiamo la pretesa che sia sempre un campione statisticamente rappresentativo, come ci insegnano all'università, però che dia uno sguardo sulla realtà. Però ritengo che perché sia utile, come ci hai chiesto tu, serva un lavoro di traduzione. Io non potrò, cioè anche se lo sta facendo, Roberto sta leggendo il mio articolo, il dottor Paladini, che dopo verrà qua a chiacchierare con voi, lui sta leggendo il mio articolo, però perché, venga messo in pratica, serve un lavoro di traduzione e in questo caso un po' questa traduzione l'hai fatta tu con i monologhi, l'ha fatta Andrea con le fotografie, quindi tramite linguaggio artistico e teatrale. In altri casi la traduzione va fatta con la collaborazione con, da una parte, le imprese, in questo caso gli artigiani e le artigiane, ma anche con le associazioni di categoria e chi fa il policy maker. Allora, io intanto vi ringrazio. Colgo l'occasione, visto che vi ho qui, per ringraziare anche tutti gli artigiani che abbiamo intervistato, che sono Renzo Sindoca, che lavora al cuoio e le maschere, Aldo Trevisanello, che invece si occupa di cornici e lavorazione del legno, Daniela Longhin in Piraressa, Ludovica Zane e Sandra Maravacchio, che invece si occupano di merletto di Murano, ma non solo, perché in realtà Ludovica fa anche uno sviluppo molto interessante. Giovanni Signoretto per la lavorazione del vetro e Sibyl Heller per la ceramica. Io vi ringrazio di cuore anche di averci accompagnato e niente, ci racconterete qualcos'altro delle vostre ricerche. Un applauso per Camilla, Margherita e Manfredi. Allora, sul come raccontare per immagini, invito qui sul palco, e raccontare l'arte anche, Andrea Signori, che è il fotografo che ha curato la mostra, Raffaella Rivi, filmmaking, e Matteo Valerio, artista. Un applauso per loro. Benvenuto Matteo, benvenuto Andrea, benvenuta. Potete accomodarvi? Come state? Tutto a posto?
Ottimo, perfetto. Allora parto da Andrea, parto da te perché giustamente la mostra è tua. Andrea, ti faccio questa domanda. Allora, oggi ho cercato i dati, vengono fatte, scattate 3.000 foto al minuto, 5 milioni solo in Italia e circa 2 trilioni, che ho guardato ci vogliono 10 zeri, di foto ogni anno. La domanda è, c'era bisogno anche delle tue? E questo, buonasera intanto. Questa è la grande domanda che io mi faccio. Nel 2019 addirittura erano 1.000 miliardi di immagini prodotte con tutti i dispositivi. Ed effettivamente è un numero che tende all'infinito, non si può contare. E quindi per chi fa il mio lavoro, io faccio fotografia documentaria, cioè cerco di raccontare delle storie attraverso le immagini e anche i testi. È un quesito che devo pormi, cioè perché faccio le foto, cosa vanno ad aggiungere e soprattutto la gara, qual è la gara? La gara è strappare quel secondo in più di attenzione, cioè parliamo di questi numeri. È tutto digitale, per cui scorre tutto velocissimo e pertanto l'idea anche di restituire qualcosa in materia, proprio come il mondo artigiano, tra parentesi, anch'io sono artigiano per il codice Ateco, Manfredi, se mi sembrava doveroso, per avviare una discussione che evidentemente non è più così approfondita come lo era qualche anno fa. L'idea poi che tu ci hai proposto era questa di raccontare questi artigiani che scompaiono in qualche modo con una foto che ne cancellasse l'identità e invece associarla poi a un primo piano per cui lo spettatore deve cercare un po' di ricostruire. In quella ricostruzione abbiamo inserito i frammenti delle interviste, abbiamo inserito alcuni dati che abbiamo trovato grazie alle associazioni di categoria. L'idea, ecco, era di allontanarsi anche con quell'idea di raccontare l'artigiano attraverso le mani, attraverso il prodotto, il famoso souvenir. E poi ritorno da te per chiederti un'altra cosa. Volevo fare adesso invece una domanda a Raffaella, perché tu Raffaella in realtà noi ci conosciamo da tantissimi anni, Raffaella, anche se siamo ancora quasi maggiorenni. E Raffaella, tu in realtà stai lavorando su questo progetto dell'artigianato anche a livello internazionale, giusto? Seguendo anche tu il progetto Festus, se non sbaglio. Ci racconti un po', ci dai una traiettoria di quello che è il tuo lavoro in questo momento? Allora io sono qua in veste di, gruppo di lavoro, che siamo di 20 Art Lab, assieme a Sergio Marchesini, che vi porta i suoi saluti. Purtroppo non ha potuto essere qua perché è all'estero. E insieme stiamo portando avanti questo progetto, che consiste assieme anche ai ricercatori di Ca' Foscari, che saluto, e con cui collaboriamo. Ehm, allora, abbiamo iniziato questo progetto raccontando, quello che, per noi era quello che, era la possibilità di ricomincio. Come le interviste. Ecco, il primo, lavoro che abbiamo fatto appunto era cercare di raccontare l'atmosfera all'interno della quale, gli artigiani lavorano e capire se si può raccontare questo concetto così complesso e articolato, quelle che sono tutte le caratteristiche che fanno sì che, una determinata area geografica nel mondo abbia in sé una serie di persone che riescono a fare questo lavoro. Scusa, questo è anche il video che ci avevi mandato, giusto? Sì. Allora, se mi permetti, ne facciamo vedere qualche secondo, giusto per dare un corpo, una visione a quello. Chiedo a Federica se per favore ci fa vedere, questo è un documentario molto più ampio che avete girato. Sì, diciamo che rientrava nel racconto, allacciandomi un po' anche a prima quello che dicevano i ricercatori, è quello, di provare a dare una narrazione di uno spazio, di un luogo, di un tempo, di persone, mhmm, tenendo conto di quelli che possono essere gli stereotipi, le visioni pian piano avventurarci sempre di più nell'argomento. Questo, come dicevo, è il reportage di un viaggio. È praticamente un viaggio che abbiamo fatto con Sergio alla scoperta dei 4 ecosistemi che coinvolgono questo progetto e, questo reportage è stato fatto con mezzi, come diciamo, leggerissimi, quindi piccola camerina, registrazioni, audio e abbiamo restituito quello che è stata una mostra che è composta, da questi 4
video, più una serie di oggetti, un'installazione interattiva e anche Dove siamo, Raffaella? siamo a Daslanget, Che è in Svezia. Svezia. Sì, beh, ci puoi raccontare, giusto? E quindi quello che abbiamo fatto viaggiando, come si vede dalle domande che vengono scritte, è porci delle domande. Queste domande sono poste in questo modo che sia affermativo, ma allo stesso tempo con un punto di domanda, perché sono le domande che per noi sono diventate significative come viaggiatori, se vogliamo un po' a volte naif, un po' romantici, però è quello che poi ci ha messo in relazione con quello che è la ricerca, cioè il nostro punto di vista come artisti, come che vanno alla scoperta di un luogo che si pongono delle domande. Un modo che può relazionarsi e come si può relazionare col mondo accademico, come possiamo scambiarci quelle che sono delle opinioni, come può il nostro punto di vista dare qualcosa a loro e viceversa come il loro può dare qualcosa a noi. Quindi è un po' questo percorso che è nato ancora 10 anni fa dalla collaborazione con Ca' Foscari, quello di provare a trovare un linguaggio che attraverso quelli che sono i nostri linguaggi della musica, della programmazione, del linguaggio visivo, dell'arte in generale, possono raccontare in che modo un'organizzazione produttiva, un ambiente, uno spazio, un luogo. Ed è quello che insegniamo e abbiamo insegnato, perché anche tu ne hai fatto parte con il minor all'università. Come è possibile raccontare qualcosa cercando di proporre qualcosa di innovativo senza che questa cosa, diciamo, faccia, mi viene overwhelmed, una parola inglese, senza che, diciamo, sì, senza che lo spettatore in un certo senso si senta intimidito, inibito o non capisca quello che sta vedendo, che è la cosa peggiore di quello che puoi fare, ma nello stesso tempo anche di come questa cosa può spostarsi dalle linee narrative, diciamo, più consolidate, più abituali. Quindi insieme trovare quelli che sono degli strumenti e delle modalità di narrazione che in qualche modo possano, come ha fatto prima Marica, possono arrivare al pubblico, possono trovare una forma di si dice engagement, è una brutta parola, però come possono arrivare alle persone e come possono far sì, a proposito di perché le tue foto, perché è un modo per fare in modo che qui, ora, in questo tempo, in questo spazio, qualcuno possa innamorarsi di quella cosa, che è la cosa, diciamo, anche questo da un punto di vista romantico, però che diventa fondamentale per quello che è un processo artistico, mi sto un po' infogonando. No, no, ma non Ok. E quindi d'accordo. Senti, invece per te Matteo, tu nasci invece sei proprio come artista puro e lavori con il mondo artigiano e utilizzi, ti avvali di artigiani anche nella creazione delle tue opere. Tu in particolare, ci siamo sentiti, lavori con i tessuti, hai fatto anche delle esperienze andando a cercare anche in altre culture come si lavora l'artigianato relativo ai tessuti. Ci racconti un pochino del tuo percorso, di quello che hai fatto? Innanzitutto, grazie per avermi invitato e visto Proprio no, no, più vicino al considerando il contesto in cui siamo, mi sembra molto difficile delineare una marcatura netta tra arte e artigianato in primis. Quindi per me l'artigianato non è solo un mezzo, ma spesso lo utilizzo come un contenitore, come un soggetto di ricerca, proprio perché rappresenta diverse possibilità di sviluppo politico e sociale che altrimenti, senza questa forma produttiva legata alla manualità e alla creatività spesso individuale, verrebbero a mancare. E se penso a me da bambino che giravo tra le campagne venete e c'erano un sacco di casolari con artigiani che facevano qualsiasi tipo di cosa, adesso è sempre più difficile trovare persone con queste qualità e quindi ho iniziato sempre di più a cercarli e a sviluppare dei lavori assieme a loro
proprio come stimolo, e in cui includere la loro esperienza e la loro narrativa all'interno del mio lavoro, anche se diventa un elemento trasparente, perché poi nel lavoro non è che parli dell'esperienza diretta di queste persone, però è un modo per farlo diventare un contenitore di qualcos'altro. Senti, li hai cercati talmente bene che sei andato a trovare addirittura in Cina, giusto? Sì. Chiedo qui Federica, dovremmo avere delle immagini del lavoro di Matteo. Ci racconti di questa esperienza e perché sei andato a finire in Cina? E in Cina ho vinto un premio del Ministero della Cultura che si chiama Premio Shanghai, che è una residenza d'arte. Scusa, del ministero cinese, No, è quindi. Ah, italiano, in italiano. collaborazione però con il Ministero cinese, con un'università e con un dipartimento di Art and Crafts di Shanghai. Io sono andato, ovviamente avevo già questo bagaglio legato ai tessuti perché deriva un po' dalla mia famiglia, da mia nonna, da mia madre che facevano patchwork e maglieria. E quindi arrivato in Cina, il direttore dell'accademia ha iniziato a inserirmi a questa tradizione, a questa cultura Miao-Zu, che è di questa minoranza che è nel lato opposto della Cina. E quindi mi ha detto: perché Matteo, tu con una visione occidentale non vai dai Miao e cerchi di trovare una nuova interpretazione a questi materiali che altrimenti sono destinati a scomparire perché nella Cina industriale vengono considerati come folcloristici. Qui appunto ho viaggiato dall'altro lato della Cina, 15 ore in treno veloce, Meno male che era... con un cinese che aveva il sacchetto ehm, e vivono appunto in queste montagne molto isolate e ho iniziato a interessarmi all'indaco, non solo come colore, ovviamente nel mondo dell'arte il colore è sempre stato centrale nella ricerca, ma si va su aspetti formali legati autoreferenziali spesso al mondo dell'arte. Mi interessava come questo colore in particolare permettesse a questa popolazione di vivere ancora in luoghi così isolati, perché se si va giù da queste montagne, molti Miao lavorano nelle strade con i picconi, proprio perché hanno perso le loro produzioni artigianali, nell'epoca contemporanea, anche perché in Cina ci sono 51 minoranze e all'epoca del comunismo alcune minoranze considerate, diciamo, inferiori sono state un po' emarginate politicamente. Sentimi, e come sei stato accolto? Tu che arrivavi da un'altra cultura, sei stato visto come quello che andava in qualche modo a rubare o magari quello che andava a imparare? Com'è stato? No, mi hanno visto molto incuriositi perché non capitavano a molti occidentali spesso. Loro, tra l'altro, questa minoranza non parlano neanche il mandarino ufficiale. Io avevo una traduttrice che mi seguiva e anche lei non capiva la loro lingua. Quindi, in questo senso, la pratica e la manualità può diventare un altro linguaggio. Quindi, la voglia di conoscere questo materiale e loro ovviamente la percepivano perché io ero esaltatissimo, ovviamente, arrivare in taxi dopo 5 ore di strade sterrate in questi villaggi. E, il medium, il dialogo è diventato proprio un'espressione manuale diretta su prove, provini e cercare di farmi capire come si fa l'indaco facendomi vedere direttamente gli ingredienti presi dalle varie zone di questi laboratori in legno molto spartani. E poi sei riuscito a integrarlo nel tuo lavoro E l'ho questo? integrato, ho imparato questo indaco organico perché l'indaco poi è stato sintetizzato, è il colore più utilizzato nella moda, basta pensare ai jeans, però spesso è un indaco sintetico e l'ho riportato nei miei lavori. Quel vaso che ho fatto, tra l'altro ho sentito che Camilla lavora con Nove e l'ho prodotto con degli artigiani di Nove perché anche lì c'è questa grande tradizione ceramica legata alla Serenissima, avevano appunto la Serenissima aveva il monopolio sulla terra che veniva estratta a Nove e ho creato questo vaso in cui tingere con l'indaco, che è il vaso questo a sinistra, mentre il pezzo centrale è fatto proprio con i tessuti della popolazione Miao, che è questo indaco tinto una trentina di passaggi fino a diventare quasi violaceo, nero e molto quasi scultoreo, con una tattilità un po' da carta, quindi un materiale molto interessante e molto difficile da usare. Infatti poi l'università mi ha fatto tornare indietro a Shanghai per fare un corso agli studenti di moda utilizzando questi tessuti. Quindi in parte l'obiettivo dell'università mi pare che sia stato anche raggiunto, quindi sei effettivamente riuscito a
inventare un nuovo utilizzo di quella tecnica tradizionale. Sì, con l'uso di altre tecniche che ho imparato qui a Venezia durante l'accademia, tecniche di stampa, xilografie, screen print, stencil, ma anche tecniche un po' più sperimentali. Quindi hai messo insieme. Batik, che è molto tradizionale in Cina, lo utilizzo molto. Senti, faccio un'altra domanda ad Andrea invece, perché tu ti sei occupato spesso anche di racconto proprio al di là degli stereotipi. Poi, per esempio, hai raccontato molto anche il territorio veneto. Tu viaggi molto, ma ci sono vari lavori all'estero. Qui ti chiedo, Federica, perché noi abbiamo due immagini che a me piacciono moltissimo del Veneto. Una è la cowgirl. Dove l'hai scattata questa foto? Perché? Questa foto, faccio una piccola premessa, questa fa parte di una storia che vuole raccontare il Veneto sotto un punto di vista, per cui ho preso il Brenta come escamotage narrativo e ho fatto finta di percorrerlo senza mai fotografarlo, quindi è come se mi guardassi a destra e a sinistra delle rive. E ovviamente per raccontare il Brenta, allora una cosa magari meno poetica, però questi lavori partono da numeri, da statistiche, da ricerche, e quindi a ogni numero appartenente a una ricerca corrispondono delle immagini che vanno a comporre tutto il racconto finale. Pertanto ho cercato di calamitare, cercare di scorgere i punti di vista del Veneto e quindi contro gli stereotipi, come noi li pensiamo, le aspirazioni della provincia e ho notato che nella zona di Carmignano di Brenta una delle aspirazioni, o almeno così a me sembrava, era di avvicinarsi a quell'America rurale e quindi con allevamenti di cavalli, vestiti proprio come i cowboy, e questo è uno degli esempi. Quindi la ricerca forse più stimolante è proprio questa, quindi andare contro gli stereotipi e cercare di raccontare qualcosa di diverso, e le storie, come insomma a me piace ripetere e ripetermi anche quando sono a corto di motivazioni, è che non bisogna per forza andare dall'altro capo del mondo, anche se ci sono andato, ma si trovano anche dietro casa. Ecco, ti chiedo perché poi c'è sempre un lavoro di invenzione, di pensiero, di riflessione sulle tue foto. Mi vai un pochino avanti, per favore? Vabbè, questo c'era anche il surfista. E questa a me faceva molto, perché sempre sta ricerca un po' dell'America, che comunque rimane nell'immaginario, anche se anche adesso l'America, che è scientificamente depressa, nel senso che a una persona su 3 è stata diagnosticata una depressione curata con psicofarmaci, a noi è rimasta comunque l'immaginario di quell'America che arrivava negli anni 50, 60 e probabilmente anche 80 in tutto l'edonismo reganiano. A me faceva molto ridere sta foto, non tanto per il ragazzo ovviamente, però l'idea di fare surf con onde alte 5 centimetri a me Però per imparare va bene. quindi a me piaceva molto sta cosa. Ascolta, ti chiedo perché tu lavori anche tanto con le aziende, e però questa idea di andare al di là dello stereotipo con l'azienda non sempre funziona, perché quando si fa anche un racconto d'azienda, al di là delle intenzioni, no, di parlare dei valori, c'è questa storia che mi piace raccontare sempre, di questa azienda che voleva dei monologhi sui valori, e io gli ho detto, ma che valori avete? Mi fa, guarda, siamo di Treviso, la porchetta, faccio, no, quella è la lista della spesa. Ma sì, mi fa i valori. Allora scriviamo il monologo, mi fa bravo, bravo, l'hai scritto bene. Senti, me ne scrivi altri 3, i valori li trovi sul sito, però Filippo, se poi ti serve che cambiamo i valori per scrivere i monologhi, ce lo dici che noi li cambiamo. A me è una cosa che mi fa impazzire, perché tutti vogliono un racconto, no, sull'identità, sui valori, poi se lo fai appena appena un po' fuori quella che è un'idea molto commerciale di racconto del prodotto, di un'immagine sempre molto vincente, si fa fatica poi a proporlo. Credo che parte del tuo lavoro sia anche in realtà introspettivo più che rivolto verso l'esterno. È introspettivo. Allora, i valori secondo me sono forse un filo sopravvalutati, nel senso che per 2 motivi. Uno, perché cambiano a seconda dell'evolvere della storia, quindi gli stessi valori che abbiamo adesso non sono quelli ma già di 5, 6 anni fa, molti di loro. Il seconda cosa sono un po' di maniera, cioè conviene adesso esporre questi lavori, il caso che facevi tu adesso, questo esempio di questa azienda ne è proprio testimone.
Quello che invece piace a me fare perché io ho lavorato prima di fare questo lavoro, ho fatto per 11 anni, ho lavorato nelle associazioni di categoria, quindi è un mondo che conosco anche le imprese, ne ho visitate moltissime. Quello che a me invece piaceva fare e che non è mai espresso, e poi adesso vi dirò anche perché, è la storia, che però la storia è una parola un po' troppo grande, l'identità, ma intesa proprio quella sfumatura che mi distingue dall'azienda uguale a me, delle mie stesse dimensioni, del mio stesso settore. Tanto più che quando prima tu hai detto appunto, io ho chiesto, guardate, io non voglio fare le foto delle mani perché è lo stereotipo massimo delle foto dell'artigianato. E oltretutto non serve neanche il mio contributo per quanto tecnicamente le posso far bene, perché si possono acquistare tranquillamente nelle librerie stock, nelle librerie digitali. Aspetta, ho perso il filo, Parlando Filippo. della storia, Sì, del ecco, trovare qualcosa che ti trovare contraddistingue. qualcosa che contraddistingue, quindi di portare l'identità più possibile fuori dall'azienda e forse da quello allora possiamo dedurne dei valori che però in quel caso diventano autentici. Certo. Voi invece avete fatto una cosa ancora più azzardata, perché con il progetto Brave New World avete fatto, credo insieme a Sergio, se non sbaglio, Esattamente. una sorta di pensiero. Ce lo racconti? Allora, queste sono delle cartoline. Sì, allora Brave New World è il secondo progetto che abbiamo fatto all'interno di Efesto, nel quale appunto dopo il percorso con Atmosfere del Craft abbiamo quindi avuto la possibilità di parlare con tanti artigiani di questi 4 ecosistemi e raccogliere da loro dei feedback. In questi feedback una delle cose che più tornava, che più ci ha colpiti, è che ognuno di loro avrebbe voluto un mondo in cui, il sistema dominante fosse un sistema basato sui valori, a proposito dei valori dell'artigianato, e quindi un mondo in cui idealmente non ci fosse il capitalismo. Quindi quello che abbiamo fatto con Sergio, noi in qualità di, artisti ricercatori, abbiamo detto: "Ma perché non provare veramente a creare questo tipo di progetto?" Quindi, insieme a professori dell'Università Ca' Foscari e dell'Università CBS di Copenaghen, abbiamo immaginato un mondo che a partire dal 1848, avesse un tipo di storia, diverso. Quindi non c'è più la seconda rivoluzione industriale, non c'è il capitalismo, non ci sono le guerre mondiali, quindi un mondo che abbiamo definito utopico e che abbiamo provato a immaginare, cosa sarebbe potuto succedere, cosa, ehm, un mondo del genere avrebbe potuto svilupparsi. Questo l'abbiamo fatto con 17 pannelli, cui per ogni decade ci siamo immaginati, che ci fossero determinate condizioni, sociali, economiche e politiche. Queste immagini le abbiamo create, con l'intelligenza artificiale, proprio per anche lavorare ancora di più su quello che è, un conflitto, anche perché come sappiamo l'intelligenza artificiale in questo momento è il massimo della rappresentazione di ciò che è capitalismo, consumismo, eccetera. E quindi, attraverso anche l'intelligenza artificiale è stato molto interessante capire quelli che sono gli stereotipi che vengono, perpetuati attraverso la ricerca delle immagini, anche perché, diciamo i programmi di deep learning sono, programmi che si basano su quella che è una cultura prevalentemente bianca, e occidentale. E quindi, abbiamo cercato, di lavorare anche, su questo tipo di, riflessioni. Ecco, e quindi quello che, sono oltre a diciamo questa timeline, abbiamo anche realizzato queste cartoline che accompagnano la mostra, che ci piacerebbe che, anche, si potessero, accrescere nel tempo e, che portano delle riflessioni, che come le riflessioni del primo progetto continuano, cioè anche diventa un po' un nostro modo di In questo caso abbiamo chiedere. delle domande, no? Qualcosa che
che quello che cerchiamo di fare un po' come forse insomma, diciamo che entrambi abbiamo anche molto Gregory Bateson, cioè un po' come ci piace fare è farci delle domande più che darci delle risposte. E approfitto tutti per invitare il 17 di ottobre al campus San Giobbe, in cui ci sarà alle 17:30 l'inaugurazione della mostra che verrà presentata a Venezia. Questa mostra è stata presentata per la prima volta al simposio di Efesto, del progetto Efestus in marzo, in maggio, scusate, in maggio. Ecco, insomma, quindi è stata un'esperienza molto bella e noi, diciamo, in questo progetto stiamo lavorando per la Copenaghen Business School, quindi siamo, diciamo, artisti ricercatori per la Copenaghen Business School. Okay. Senti, un'ultima domanda per te, Matteo, invece, rispetto al tuo lavoro, in qualche modo, quali sono gli sviluppi, cosa farai, qual è il tuo percorso da qui in avanti? Questa non era programmata. Ma io faccio un po' le cose così, da artista faccio le cose non programmate. Sicuramente a me piace molto ritrovarmi in contesti di collaborazione in cui utilizzare appunto le pratiche manuali come un modo per creare una comunità. Quindi in questo momento stiamo lavorando a 9 su un progetto io in duo con Sofia Bonato come collettivo, un progetto di arte partecipatoria, per esempio per i malati di Alzheimer. Abbiamo fatto anche un progetto con i malati di Parkinson e quindi utilizzare le pratiche artigianali di 9 per creare anche un welfare, per diciamo, migliorare la qualità di vita di alcune persone più in difficoltà e con soprattutto difficoltà nel linguaggio spesso, perché appunto una persona in un certo stato tende un po' all'introversione, a chiudersi, stare a casa. Quindi utilizzare l'arte e l'artigianato come un mezzo per creare un nuovo linguaggio alternativo di, Comunità. di comunità imprevedibile. Sì, che questo è emerso anche, per esempio, in un'intervista con la signora Heller, dove lei ha proposto alle persone che sono venute dopo di lei, sono due ragazze fra l'altro straniere, di utilizzare la lavorazione della ceramica non più per produrre qualcosa, ma per creare una comunità. Lei proprio ci diceva l'idea che queste persone arrivino e stiano insieme, producono qualcosa che in qualche modo sorprende, a volte all'inizio anche lo rifiutano, dicono: "Ah, ma io Sì, non sono capace, non" esatto. e invece questa riscoperta di stare con gli altri anche a fare qualcosa, lei diceva che sta creando proprio una comunità. Mi chiedo se magari uno degli sviluppi possibili dell'artigianato non sia anche quello, cioè riuscire a riattivare le comunità attorno a un'idea creativa, fattiva di insieme. Sicuramente, infatti, poi ovviamente continuo anche la mia pratica individuale in studio, quella lì è una cosa che prosegue sempre, però il mio progetto precedente con Villa Filanda Antonini di Treviso era proprio intitolato Teuta, che è una parola paleoveneta, in venetico, e che sta a dire proprio comunità. Era l'idea di creare una comunità di artigiani in cui la collaborazione e il dialogo non fosse la chiacchiera da bar, ma proprio una passione verso un argomento manuale. Proprio questa è un'epoca in cui ovviamente siamo circondati dalla digitalizzazione, quindi la manualità sta diventando sempre di più una necessità per mantenere anche uno stato psicologico più equilibrato, perché ovviamente noi siamo pur sempre quegli uomini delle caverne in qualche modo e tutta la società si è sviluppata attraverso l'uso delle mani, la tecnologia e per quello il tessuto mi interessa tantissimo proprio perché è stata una delle prime tecnologie alla fine. Va bene, io vi ringrazio per essere state qui e allora colgo proprio la tua suggestione, visto che abbiamo parlato di questa cosa, per chiedere a Marica il nostro secondo monologo che è proprio ispirato all'intervista con Heller sulla ceramica. Grazie ad Andrea Signori, Raffaella Rivi e Matteo Valerio. Io sono nata a Stoccarda e mi ricordo che ero una bambina vivace. Mi piaceva tanto
andare a giocare da bambina artigiano, un suo atleta. Lui stava vicino a casa mia. Mi è piaciuto così tanto che mi sono iscritta all'accademia. Sì, perché in Germania, se volevi fare l'artigiana, dovevi fare una scuola di 3 anni. Se non la facevi, non potevi lavorare. Poi quando ho finito l'accademia con una mia amica ci siamo dette, e adesso? Però nel paese vicino al nostro, d'estate venivano i ricchi in vacanza. Noi abbiamo preso una vecchia stalla, abbiamo riadattata, pensando di vendere le nostre ceramiche ai turisti. Ma non è andata molto bene. Ai turisti interessava poco delle nostre ceramiche, però venivano tanti ragazzi giovani, ci siamo divertiti tanto lo stesso. E poi sono venuta a Venezia. Che meraviglia! E mi sono fermata qui, sì, perché ho capito che era il mio posto. Abbiamo aperto botteghe varie, un po' improvvisate, un po' ovunque. Accendevamo qualche piccolo forno nelle calli nascoste. Una volta è arrivato un poliziotto e noi abbiamo detto che avevamo freddo. A Venezia io mi sono sempre trovata molto bene. Sì, ho imparato tante cose. Poi nel 1993 ho aperto il mio negozio al Lido, che adesso è la mia casa. Quanti cambiamenti, quante cose sono cambiate. Un giorno ho visto delle porcellane giapponesi. Mi sono detta, è finita. Non arriveremo mai a questo livello. Erano meravigliose. E allora ho cominciato a fare dei corsi. Le persone hanno bisogno di lavorare con le mani, hanno bisogno di fare qualcosa di concreto. Ogni tanto adesso, no, nei laboratori con gli adulti, quando vedono il loro lavoro, no, 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 non sono capace, si bloccano, che schifo. E dico, no, vai avanti. Adesso dobbiamo decorarlo. E poi tiriamo fuori l'oggetto dal forno, loro mi guardano con gli occhi spalancati, come dire, ma io creare con le mani ci rende felici. Non importa del risultato, no? E poi qualche anno fa sono venute 2 ragazze giovani, hanno fatto delle domande e io le ho fatte provare. E adesso sono loro che tengono i laboratori con i bambini, con gli adulti. Sono stata io a consigliarli, state lì a vendere le ceramiche. Insegnate alle persone a fare con le mani. Il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi. E forse non venderemo più le ceramiche come si faceva una volta, però adesso c'è una piccola comunità di persone che crea con le mani e questo è perfino più importante. Grazie mille Marica. Tra l'altro non l'abbiamo citato, ma le musiche sono di Luca Francioso, che ce le date come disponibilità, grande amico anche lui. Allora, per concludere, però, inviterei qui con me Roberto Paladini, direttore di CNA Venezia, e Nicola Zanon, direttore di Confapi Venezia. Con loro richiamo qui anche il professor Panozzo. Eccoci qui. Buongiorno, ben arrivati. Eccoci qua. Accomodatevi pure. Fabrizio, vieni qui alla mia sinistra. Allora, abbiamo sentito tante cose, tante suggestioni. Parto subito con una domanda. Come CNA e come Confapi, voi vi trovate ad affrontare questo problema della trasmissione del sapere artigiano. Devo dire che per molte persone è stato un sapere trasmesso ai figli, per qualcuno, come nel caso di Heller, qualcuno è arrivato, ha chiesto, molti ci hanno detto ho rubato con gli occhi, e la domanda è, ma c'è un altro sistema che non sia rubare con gli occhi? E come si fa a trasmettere questo sapere artigiano? Voi. Bene, anzitutto
complimenti per l'incontro quest'oggi, è stato veramente ricchissimo di spunti. Sì, il tema del trasferimento è un tema importantissimo che fa il paio anche con un tema di problema di passaggio generazionale che noi registriamo in maniera trasversale in moltissimi settori. E c'è un tema anche di come coinvolgere le nuove generazioni. Si sentiva adesso di questa attività di esperienza, di laboratorio, di coinvolgimento, perché non si tratta più di necessità, come un tempo, nel dopoguerra, quando si è partiti nel ricostruire questo paese, non è più un tema di necessità, è un tema di passione, di coinvolgimento, di attrazione di nuove risorse rispetto a questi mestieri che vediamo stanno sparendo proprio perché mancanza di giovani che entrano in questi settori e che trovano quindi non si trova la possibilità di fare questo ricambio. Per lei invece? Dammi pure del tu, ti prego. Solo del tu? Non mi sento più Sei più vecchio. giovane di me effettivamente, No, complimenti per l'iniziativa perché, scusate, non è mai scontato parlare di artigianato e parlare in questo modo, fare ricerca d'artigianato, penso che a livello italiano, per non dire internazionale, esperienze di questo tipo siano uniche, quindi un plauso a questo tipo di ricerca, e poi si potrebbe dire molto cosa serve questo tipo di attività, di lavoro svolto per la società, per l'economia, per tutto il mondo poi artigiano. Comunque rispetto alla domanda, oggi è vero che ci sono tutta una serie di altri strumenti con cui è possibile rubare con gli occhi, tutorial, piuttosto che gli strumenti di software digitali, piuttosto che tutta una serie di altri elementi che consentono di fare dei lavori quantomeno di esplorazione, di farsi un'idea senza dover passare per forza 150.000 ore in bottega, però è anche altrettanto vero che il lavoro artigianale, artigiano, senza toccare con le mani, senza potersi poi sporcare, imparare, capire, vedere dal vivo, è probabilmente una cosa che non si può fare. Quindi probabilmente si può integrare, ma non si può sostituire. Sai però cosa mi colpisce? Che al di là, tu adesso hai parlato di tutorial, dell'acquisizione tecnica, che credo che oggettivamente sia possibile, in alcuni casi agevolata, uno è più bravo o meno bravo. C'è una componente nell'artigianato di carattere personale, direi quasi emotivo. E uno dei grandi artigiani, il Signoretto, no, scusami, sì, forse era lui. Parlava dell'importanza del saper trattare con i clienti. Diceva la cosa più importante è quello che tu sei. Cioè c'è un saper stare con gli altri del sapere artigiano che è estremamente complesso da trasmettere, che non è solo tecnica, non è solo il fatto che tu sai fare o non sai fare una cosa bene o non bene. E quella componente lì io credo che sia quella in assoluto più difficile, perché non hai un tutorial emotivo, come posso dirti. E questo credo che sia una delle caratteristiche che beh, è più difficile da trasmettere, da passare. Sì, beh, questo si può in qualche modo generalizzare a tutta la categoria degli imprenditori, perché ricordiamoci che l'artigiano è innanzitutto un imprenditore che deve lavorare prevalentemente all'interno della propria bottega. La norma è del 1985, quella nazionale, andrebbe magari rivista perché poi aiuterebbe anche forse probabilmente a riconfigurare quei confini per cui oggi si va a parlare di artigiano se sei iscritto all'INPS, se sei iscritto all'albo degli artigiani, sei artigiano, però qua dentro solo nell'altro artigianato, giustamente, dal mio punto di vista giustamente, di questi confini formali cerchiamo anche di rendere un pochino più adattati alla realtà, c'è l'industria, perché ovviamente tantissimi lavori artigianali sono così come sono gli artisti. Uhm, quindi tendenzialmente, Cioè, posso fare una domanda? Sai cosa mi ha colpito? Il fatto che attraverso questo progetto si siano fatte delle domande in fondo non banali, non stereotipate. Quanto è importante per una ricerca di ambito scientifico riuscire a fare domande in qualche modo fuori dagli schemi, inaspettate? Beh, per il lavoro di ricerca in generale l'idea di domanda di ricerca è da dove partiamo, quindi il primo allenamento che facciamo a giovani ricercatori e ricercatrici è proprio quest'atto non banale di capire che cosa chiedersi, che corrisponde anche a che cosa dichiarare problema. E forse un altro modo di dire farsi una domanda, no? Perché spesso noi meccanizziamo anche questo meccanismo del farsi la domanda e ai piccoli ricercatori insegniamo: guarda tutte le domande che si sono fatti gli altri, ci sarà sicuramente un buco e quello lo chiamiamo research gap.
Cioè parti da tutto quello che si sono domandati gli altri e ti fai la tua. E questa è una maniera molto meccanica e molto asfittica, perché non incita alla curiosità, cioè non incita a farti la tua domanda, ma lavora, come dire, di risulta, no? Fatti le domande che non si sono fatti gli altri, quindi non incita la curiosità, che invece è il modo, secondo me, più corretto, più stimolante, no? Però ritorniamo al tema dell'urgenza. La domanda di ricerca deve essere un'urgenza. Se non è un'urgenza quella domanda di ricerca ed è il risultato burocratico della lettura degli altri, cambia mestiere, io dico a quelli che vogliono fare questo mestiere. Se non dormi la notte perché ti resta in testa questa curiosità di sapere una cosa, non fare la ricerca, fa un altro mestiere, perché, ma vale un po' per tutte le cose che si fanno con un'urgenza, no? C'è questa cosa che ti muove e che non finisce alle 5 o alle 4:30, non riprende alle 8 di mattina, ma continua a rodere, no? E si presenta nella forma più del problema, più della problematizzazione che dell'ansia di trovare una soluzione. Ecco, quella è l'industria. Noi abbiamo in parte industrializzato anche la ricerca, no? Perché dobbiamo andare molto velocemente dal momento in cui ci facciamo una domanda, fatta in quel modo, al momento in cui produciamo una risposta, fatta in quel modo, perché le nostre carriere dipendono da quanto velocemente troviamo la risposta ad una domanda codificata. Noi cerchiamo in qualche modo di artigianalizzare la ricerca, cioè di lasciare che la ricerca venga guidata anche da una dimensione, se vogliamo, di lentezza. Si perde con la lentezza di questi tempi a fare il nostro mestiere, perché è diventata una macchina, appunto dobbiamo sputare articoli velocemente per un po' come le industrie, no? Ecco, credo che il nostro avvicinarci a questo mondo sia anche veramente una dimensione conoscitiva, no? Ci piacciono questi mondi perché riconosciamo anche un modo nostro di operare nel campo dell'università. Vorrei fare una domanda a Paladini. Da cosa esattamente, un po' provocatoria questa, da cosa esattamente dobbiamo proteggere l'artigianato? Cioè, non c'è un modo per cui l'artigianato riesce a proteggersi da solo come le altre produzioni veneziane? È una domanda interessante, su cui si potrebbe rispondere in giorni di conversazione, però provando a sintetizzare, Sì. rispetto ad altri settori merceologici, compreso il food, il cibo, l'invasione che vive il prodotto artigiano rispetto ad esempio alla contraffazione è unica. Così come è unica la spinta verso l'omologazione e la standardizzazione che riceve dai mercati globali, che in qualche modo dice: guarda che se vuoi stare sul mercato hai bisogno di vendere tot pezzi a tot prezzi, quindi devi muoverti ad abbassare i costi e produrre in modo... Sì, sei artigiano, però guarda che non ce la fai veramente a stare sul mercato se sei solo artigiano, devi cercare di qualcosa che ti consenta di stare dietro a questi nuovi ritmi. Non è così. Ehm, Contraffazione, omologazione, che è proprio il contrario dell'artigiano stesso, e poi c'è da ricordarsi che c'è comunque una funzione sociale, spesso sottovalutata, si parla tanto della parte giustamente dei valori culturali, simbolico, del legame con le tradizioni, col luogo, col territorio, ma è anche vero che questi artigiani e l'artigianato in sé consente di attivare un'impresa con poco capitale, consente di far lavorare chi magari ha qualche difficoltà o non ha voglia di studiare, fare certi determinati percorsi formativi, quindi vuole subito sperimentarsi, cioè è occasione di socialità in cui è luogo punto di riferimento, un presidio sociale, ci sono tutta una serie di aspetti su cui l'artigiano è differente rispetto ad altre tipologie di impresa e in questa sua differenza, questa sua sostenibilità, questo saper avere dei tempi lenti, dover avere dei tempi anche lenti rispetto a quelli imposti dal mercato, probabilmente in parte giustifica questa necessità di aiuti e di una particolare attenzione, anche se poi un'impresa deve stare sul mercato, questo c'è un aspetto. E secondo te perché si fa così fatica ad avvicinare i giovani? Che poi in realtà vedevo proprio da una ricerca di CNA che una parte di giovani tendenzialmente è interessata al lavoro artigiano per quelle caratteristiche che tu dicevi, cioè il fatto di poter prendere tempo, di poter avere per esempio un'indipendenza, di poter lavorare in una dimensione in fondo più umana. Eppure però c'è comunque questo problema di passaggio di consegne. Perché secondo te? Sì, a te e Sempre, dopo anche a Roberto. sempre io.
Noi abbiamo rilevato, ma non noi e basta, insomma, si parla di una narrazione che in qualche modo non è attrattiva, non è attraente, cioè fare l'artigiano fino a qualche anno fa almeno era un qualcosa di come una seconda scelta, come sì, vabbè, vai a fare l'istituto professionale, quindi non fai il liceo, quindi non fai un altro tipo di scelta. Oggi fare l'artigiano si sta iniziando a capire che forse è qualcosa di veramente figo, veramente soddisfacente, che può, in tutta una serie di problematiche, portare a grandi soddisfazioni, che c'è un ruolo che ti consente anche, se si riesce così come artista, di incidere, di vedere le proprie opere all'interno della città. Per esempio, una città come Venezia è molto stimolante per fare l'artigiano, però c'è ancora una distanza incredibile tra i profili professionali formati dalle scuole, soprattutto le scuole superiori, ma non solo, e le domande di artigiani delle imprese. Quindi da questo abbiamo iniziato con la nostra ricerca, abbiamo è emerso che solo nel centro storico di Venezia 250 figure artigiane servirebbero in giro di 1 anno e mezzo. Forse una delle soluzioni è quella di andare una a una con le scuole, in questi momenti di incontro domanda-offerta, e personalizzare i percorsi, perché probabilmente i numeri sono, poi in un contesto locale così complesso, anche dal punto di vista logistico, così minuti che richiedono percorsi probabilmente personalizzati, immagino, penso. Secondo te, Roberto? Nicola. Nicola, scusami, porta Ah, pazienza. questo tema noi lo vediamo anche sul resto del territorio. Mi colpisce sempre il dato sulla Riviera del Brenta del settore del calzaturiero, che il 50% della forza lavoro in quel settore è nella fascia d'età 50-60 anni. Quindi nel giro dei prossimi 5 anni avremo praticamente metà della forza lavoro in uscita con notevoli problemi di sostituzione. Tenendo presente dall'altro canto, sì, un tema che negli ultimi decenni, insomma, si sono allontanati i giovani da questi lavori manuali e dalle scuole professionali. Noi vediamo CFP che sono stati chiusi sul nostro territorio, città metropolitana, e spesso sono state considerate scuole di serie B di chi non aveva capacità di studiare, venivano, ecco, come momento di non perderli, di non disperderli sul territorio. E c'è un tema di calo demografico evidente, quindi sempre più forte, e vediamo già quest'anno in città metropolitana meno 1600 studenti che hanno iniziato la scuola primaria, insomma. Vediamo già questi effetti. Il nostro compito come associazione di categoria è quello di portare questa narrazione positiva nelle scuole, facendolo già nella scuola, ex scuole medie, insomma, e nelle attività di orientamento, facendo loro conoscere queste realtà, accompagnando gli imprenditori, gli artigiani a scuola per raccontare, promuovendo anche attività laboratoriali, esperienziali, perché appunto facendo, sperimentando, si riesce a ingaggiarli, a creare quella passione e quell'avvicinamento al settore. E quindi questo è un lavoro sicuramente che ci impegniamo a fare, che abbiamo iniziato a fare, e momenti come questi servono anche noi come rappresentanti di categoria per portare questi spunti e tradurli in progettualità. No? Ci siamo trovati di recente in Camera di Commercio per la progettualità 2025. Da questo confronto possono nascere anche idee che poi portiamo avanti per la prossima annualità, insieme ovviamente a tutti gli stakeholder che con noi hanno affrontato questo tema. Senti Nicola, ti faccio un'altra domanda basata su un dato. Correggimi se abbiamo il dato sbagliato, non credo, che circa il 18% delle imprese artigiane è al femminile. E ci sono iniziative o progetti pubblici per provare a incentivare l'imprenditoria femminile? E questo 18% è un buon dato o è un cattivo dato? Un dato pessimo, bassissimo, un 18%. Teniamo presente che gli altri settori non si salvano. In Regione Veneto il 20% delle imprese sono al femminile, quindi siamo in numeri molto molto bassi, ed è un tema su cui Regione, consapevole del fenomeno, dal 2000 ha una legge regionale 20, che va a pubblicare dei bandi di incentivo proprio per sostenere le imprese al femminile.
Questi bandi, scusami, Sono bandi regionali con dei contributi a fondo perduto che vengono sfruttati o sono vengono sottosfruttati? sfruttati, purtroppo le risorse non sono mai sufficienti, spesso sono fondi regionali, quindi bilancio Regione Veneto che purtroppo di sti tempi non gode di grande salute, insomma, e quindi si era tentato anche di dare un cofinanziamento tramite fondi europei, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo questa legge regionale 20, che l'ultima pubblicazione risale al 2023, che vedeva anche alcune domande non coperte da contributo per esaurimento fondi. Ci sono stati importanti bandi PNRR gestiti da Invitalia, Fondo Impresa Femminile, fondi bruciati un giorno. Fondi bruciati un giorno, proprio per dire che il settore ne ha enorme bisogno, ma si dovrebbe, si potrebbe fare molto di più proprio per sostenerlo. Stiamo discutendo questo tema anche all'interno della direttiva Pari Regione Veneto, nata proprio sulla parità di genere, sulle pari opportunità, e il mondo dell'imprenditore femminile necessiterebbe di più sostegno, perché spesso sulla donna non vi è solo il carico del lavoro, ma vi è il carico familiare, non solo verso i figli, ma verso anche le persone anziane. Su di lei si caricano molti aspetti della vita sociale ed economica, e quindi necessiterebbero politiche molto più incisive e anche forme di sostegno più pesanti. Volevo fare un cenno rispetto anche prima alla tutela dell'artigiano. Io ricordo sempre che sull'impresa artigiana gravano una serie di adempimenti burocratici e normativi pari a quello di un'azienda industriale. Se io guardo sotto un profilo della sicurezza del luogo di lavoro, basta avere un dipendente, due, tipico impresa artigianale, devo fare il corso RSVP, corso formatori, corso primo soccorso, quindi ho lo stesso carico burocratico di quello che ha un'azienda di medie dimensioni, quindi sono tutti elementi che vanno a ostacolare anche la voglia di chi vuole intraprendere e di avviare un'attività artigianale. Non è semplice come un tempo, che magari era necessità. Ora chi vuole intraprendere e dotarsi anche un minimo personale ha degli scogli, delle barriere all'ingresso che sono mostruosi. Questo devo dirti che è emerso in tutte le interviste. D'altra parte, però, come si fa? Molti hanno raccontato di quando hanno iniziato a lavorare nei forni e a 13 anni mettevano il legno dentro. A noi ha già fatto rabbrividire, no? Dici, mamma mia, una cosa che sarebbe inaccettabile. È chiaro che questo ha dato grande dinamicità, probabilmente c'era anche una fiscalità, come possiamo dire, un po' meno rigorosa, diciamo, è questo. Ma è possibile conciliare i due aspetti, cioè garantire ai lavoratori una qualità e una sicurezza, garantire che nelle aziende si lavori in un certo modo, ma non gravare tutto sulle aziende? Perché effettivamente molti ci hanno detto non sviluppiamo, anche perché sarebbe impossibile. Nel momento in cui hai uno o due dipendenti diventa... non si riesce a trovare un equilibrio tra le cose. Questo è un tema un po' più ampio, bisognerebbe sgravare, insomma, chi produce lavoro, chi dà lavoro, dà tutta una serie di carichi, soprattutto fiscali, e spostarlo magari rispetto più al capitale, rispetto a chi produce lavoro. Questo permetterebbe di liberare risorse con le quali sicuramente si riuscirebbe a remunerare maggiormente i nostri collaboratori. Ehm, Noi spesso siamo purtroppo nella catena del valore, chi produce al giorno d'oggi è quello che ha la parte minore del valore aggiunto prodotto. È assurda questa cosa, no? Chi genera il maggior valore aggiunto, chi ha il marchio, chi ha il mercato, e noi che invece quel prodotto lo produciamo ed è lì la vera, no? Sarebbe lì il vero valore, siamo quelli che spesso lavoriamo per centesimi, soprattutto sul settore moda. La cosa è veramente, no, agli estremi. Di recente c'era quella c'era stato quello scalpore, insomma, sulla borsa di Armani, no, che noi produciamo, ci viene pagata 80 €, però trovi a 1.000 € sugli scaffali, no? Il valore aggiunto dovrebbe essere concentrato sul fare artigiano, sull'impresa artigiana, invece noi siamo su questo, ecco, parte colpa nostra come sistema, che non siamo stati in grado di strutturarci, ma parte, lo devo dire, rispetto anche ad un sistema
fiscale, eccetera, che ci strozza da quel punto di vista. Siamo partiti dal futurismo, siamo arrivati a una critica del sistema capitalista. C'era una piega simpatica in questa conversazione. Sentimi, faccio una domanda, 2 domande ti voglio fare. La prima è, tu che hai anche un osservatorio sull'artigianato a livello più globale, sicuramente europeo, immagino anche internazionale. C'è qualcosa che possiamo imparare? C'è qualcosa che possiamo insegnare? Allora, possiamo sicuramente imparare una cosa che accennava Roberto prima ed è una cosa che in inglese si chiama coolness, cioè la capacità di raccontare che questa roba è cool. Perché l'artigianato ha subito un'accelerazione spaventosa negli ultimi anni, più fuori e poi un po' dentro anche il nostro paese, e una rottura anche generazionale di cui dovremmo tenere conto, che per una certa generazione, a partire più o meno da una quindicina d'anni fa, l'artigianato è diventato tremendamente attraente. Questa generazione, nella maggior parte dei casi, non aveva né si poneva perché non aveva il problema del passaggio generazionale, perché il modo in cui si diventa artigiani e artigiane in questa maniera cool, glamour dell'artigianato, perché appunto sia stata creata un interesse collettivo attorno al fare a mano, no? Chi arriva, lo vedete più o meno a 3/4 della pagina online di Repubblica, ci sono tutte queste storie di gente che prima faceva lavorava in banca da JP Morgan e poi decide di andare in un borgo sulle colline senesi a fare l'artigiano. Ecco, quella traiettoria che noi non riconosciamo perché non appartiene alla nostra storia, no? Quella è dannatamente di moda. Noi dovremmo riuscire in qualche modo ad agganciare questa dimensione. In parte ci siamo riusciti in un ambito contiguo che è quello del winemaking. Dico sempre winemaking perché bisogna dirle così queste cose, perché questa nascita delle piccole cantine organiche, biologiche, da parte di persone in questa regione che non avevano nessuna tradizione del rapporto con la viticoltura, quindi con una rottura culturale rispetto alla massa letteralmente d'uva, di raccolte, di vendemmia per fare del vino di massa, cominciare a fare vino di nicchia. Ecco, chi si è messo a fare vino di nicchia in questo territorio, se vedete le biografie, non arriva da famiglie contadine, arriva da famiglie borghesi, alto borghesi, che ad un certo punto decidono di fare quel passaggio. Ecco, questo fenomeno, per quanto problematico, non sto dicendo che va bene così, però ha dentro un elemento di narrazione, ha una capacità di cogliere una dinamica in cui il passaggio all'artigianato arriva da un'altra parte. Continuare a pensarlo in termini sociali e familiari come l'abbiamo sempre visto, no? Quindi anche l'idea stessa di passaggio, no? La problematizzerei. Perché sempre passaggio? Cioè può arrivare anche da direzioni che non sono il passaggio generazionale, può arrivare da altri mondi, no? Per fare l'artigianato, perché quegli altri mondi lo sanno raccontare molto meglio il perché fare artigianato. Ecco, quindi avvicinare le giovani generazioni anche con questi altri mondi e con altri linguaggi potrebbe essere una modalità per portarli dentro a quel territorio. Senti, invece un'altra domanda più generale rispetto a tutto quello che è emerso oggi, così se dovessi arrivare a fare in qualche modo, non dico una sintesi, ma raccogliere quelli che secondo te sono gli elementi più interessanti emersi, magari non solo in questo progetto, anche negli altri. Ma direi che oggi si sono viste bene un po' di cose che a me confortano, ma credo anche agli interlocutori seduti qui perché ne parliamo spesso, che in fondo qualcosa di interessante lo riusciamo a muovere, no? Io e Nicola abbiamo coordinato 2 progetti simili finanziati da questa stessa direttiva regionale che ci hanno dato la possibilità di costruire reti, di mettere in relazione soggetti che prima non avevano avuto modo di vedersi assieme, di scoprire reciprocamente che c'è del valore in un'altra dimensione, che questo territorio è straordinariamente ricco di potenzialità e di competenze culturali, artistiche e creative che sono poco note a se stesse reciprocamente e poco note ad altre industrie di questa regione che potrebbero fare dei salti di narrazione, soprattutto se si appoggiassero, se utilizzassero come partner vero, come partner pagato, riconosciuto come interlocutore l'artista. Ecco, questa cosa credo almeno credo si sia visto oggi bene come il lavoro culturale, creativo, artistico si affermi una volta di più come un interlocutore economico delle altre produzioni, come qualcosa che non sta lì
a decorare qualcosa, a renderlo più simpatico o a fare l'evento aziendale, va benissimo se lo fa, ma è qualcosa che penetra dentro i processi e riesce a dargli quello spessore, quella distintività dell'essere fatto proprio qui, che solo qui possiamo fare in questo modo. Certo, anche altri territori possono farlo, ma la densità di storie e di competenze che malgrado tutto continuano a crearsi. Mi diceva l'altro giorno il direttore dell'Accademia che hanno avuto un boom di iscritti quest'anno all'Accademia di Belle Arti, quindi sì, un po' mi dispiace che ci siano 1600 bambini che entrano, però mi piace che ci siano 1200 ragazzi che vogliono fare gli artisti solo a Venezia in questo momento, senza contare quello delle altre scuole. E quello è rimasto l'ultimo importantissimo baluardo in cui, grazie a Dio, quando entri senti che ci sono dei materiali in azione, c'è della gente che si sta sporcando le mani e vedi del lavoro fatto, perché purtroppo in altre scuole, come si diceva, abbiamo chiuso i laboratori, li abbiamo chiusi nel momento stesso in cui cominciava a diventare più interessante farli, no? Però ecco, dei segnali di speranza forte, dico, no, non labili, ci sono in questi incroci che noi abbiamo cercato di costruire, e credo che oggi si sia visto, e io esco da questi e da altri incontri e da questo progetto rinforzato nell'idea che dobbiamo continuare ad insistere con tutta la difficoltà, come dicevo prima, ti risponderei ancora sì, è difficile, però vale veramente l'interesse, la pena, lo sforzo di provare ad incrociare ancora sti mondi. Senti, ti faccio un'ultima domanda perché mi interessa. Qual è la percezione all'estero di quello che facciamo e viviamo in Italia, così come lo state raccontando? Io non ho un campione enorme di contatti con l'estero. Una cosa di cui mi rendo conto viaggiando e facendo progetti europei, ne facciamo molti direi, è che più lo raccontiamo, più ci rendiamo conto di quanto avanti e innovative sono le sperimentazioni che succedono in questo territorio. Non so come dirlo meglio, ma veramente ci sono distanze siderali tra noi e luoghi mitologici dell'innovazione, no? Cioè noi pensiamo Berlino, Barcellona, e quando raccontiamo questi episodi vediamo che siamo all'avanguardia rispetto a questi posti, soprattutto nella connessione tra il mondo creativo e il mondo industriale. Ancora una volta, solito problema di questo territorio, non sappiamo raccontare. Beh, e allora vi faccio a voi una domanda. Perché non sappiamo raccontarci? Questo è un limite generale che abbiamo, non sappiamo raccontare nemmeno le nostre aziende, i nostri prodotti, pertanto ancor meno siamo in grado di raccontare questi esiti di interazione e integrazione fra settori diversi. Però è lo scopo anche di queste progettualità, di questa DGR, su cui la Regione Veneto spinge, e noi in maniera in prima fila, sia come associazione che come associazione AICO e Ca' Foscari, ci impegniamo anche a interloquire con nuovi attori. Ad esempio si citava questa progettualità che noi abbiamo portato avanti insieme alle ville di Moria Storica e i castelli della provincia di Treviso e Belluno, attori che apparentemente slegati da queste tematiche che andiamo a intercettare, portiamo insieme, riuniamo in momenti come questi, facciamo riflettere e portiamo avanti attività di ricerca insieme a loro. Quindi dobbiamo imparare a raccontarlo, ma credo che siamo sulla buona strada, e sicuramente le sperimentazioni che stiamo facendo stanno anche avendo grande impatto. Credo che un percorso di consapevolezza si stia facendo, e insisteremo su questa traiettoria. Allora, io vi ringrazio. Mi permetto di ringraziare anche i collaboratori di Zelda, Federica, Claudia, Marica, Andrea Signori, Luca Francioso, Laura Cavinato, Valerio Mazzucato, che hanno interpretato anche i testi. Adesso è il momento più bello, non troppo cool, non siamo così cool com'è, però noi vi ringraziamo, vi invitiamo tutti alla Tesa 105, c'è un bicchiere di vino che vi offre la Regione Veneto, peraltro, neanche me. Quindi se avete voglia, con l'occasione si può anche vedere la mostra di Andrea Signori, e scansionando il QR code potete ascoltare i piccoli monologhi. Io vi ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico che ci ha supportato. Un applauso anche per loro. Grazie, grazie. Diamo l'ultima informazione, credo ci sia un ultimo evento di KTM.
Sì, due cose volevo segnalare che sono collegate a quello che abbiamo sentito oggi. Lo citava prima Raffaella, il 17 ottobre al campus di San Giobbe ritorniamo su questioni come queste, dedichiamo un intero pomeriggio a fare un'interazione live tra artisti e manager. Abbiamo chiesto ad una danzatrice, a un musicista e un'artista visiva di dialogare con 3 manager e di innescare una discussione sul rapporto tra pensiero artistico e intelligenza manageriale. Alla fine di quel pomeriggio, alle 5:30, ci sarà l'inaugurazione di Brave New World, che è stato presentato prima, occuperà per 2 mesi una parte del campus di San Giobbe, anche quella è una novità, che queste mostre, questo dialogo diventi anche manifestazione per gli studenti che avranno la possibilità ogni giorno di vedere questa riflessione all'incrocio. Il 29 ottobre per noi e credo per Nicole in un altro giorno di chiusura complessiva, noi chiudiamo questa esperienza di cultura in rete, per noi sarà da Atrea, che è questo spazio sia di arte contemporanea ma di molta economia artigiana a Venezia, e lì racconteremo molto velocemente da questa indietro e avanti questa le 8 esperienze del nostro, mentre per voi Noi siamo a Treviso, a Belluno venerdì prossimo e sì? successivo venerdì a Treviso, Museo Santa Caterina. Ok. Grazie mille, grazie anche ad Anna Battistella che ha curato la comunicazione. Io vi ringrazio a tutti e ci vediamo in Tesa 105. Grazie.